Ho seguito con attenzione tutti gli interventi che sono stati fatti nella piazza, le testimonianze che hanno reso Simone, che è stato con un gruppo di giovani a cui avevo mandato un messaggio prima che partissero, sulla differenza appunto tra i pellegrini, gli esploratori e i turisti. Ho seguito con passione la storia, la ricostruzione della storia di 30 anni di Manitesi qui a Verbania, e adesso abbiamo ascoltato con commozione la testimonianza di Padre Paolo perché questi qui scelgono di andare sempre nel posto più, dice, ma vai in un altro posto dove ti trovi meglio, no? Invece vanno in questi posti dove proprio si fanno male. Anche le mie suore che sono giù a Giuba, nel sud del Sudan, in tutti i posti dell'Africa dove potevano andare, sono già andati avanti e indietro 3 o 4 volte. La loro contestata tenacia sono sempre ritornati, lasciando sempre sul luogo persone che potessero andare avanti da sole. E allora davanti a queste 3 testimonianze io raccolgo un po' come il compito di colui che rappresenta l'anima della nostra diocesi, 3 espressioni della parola di Dio che abbiamo ascoltato, che svolgono il tema, è scritto qui sulla croce, il tema di quest'anno, contrappuntandoli brevemente. Che cosa mi ha detto Simone? Mi ha ricordato questa espressione che c'è nella seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. La offro anche a voi. Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di pietra affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non a noi. Avete sentito Simone è partito, c'è il Donangelo che lo tira dietro, ci sono un gruppo di amici, sono solo 15 giorni, non c'ho tanto voglia. Ma poi quando vai, non solo ti accorgi quella bella frase che dicono tutti che è per quel che ricevi di quel che dai, ma ti accorgi di un'altra cosa più importante, che trovi dei ragazzi che tu pensi di aiutare, dandogli semplicemente, appunto, rispondendo al loro bisogno, trattandoli con dignità, che loro ti insegnano la cosa più grande. È loro che te la insegnano, che tu il tuo tesoro già qui ce l'hai in vasi di creta, che i tuoi sciupari, che le tue risorse, la tua intelligenza, il tuo studio, il tuo impegno, il tuo modo di passare il sabato sera, il tuo modo di stare con gli amici, la tua organizzazione della settimana, può essere un tesoro che fruttifica, oppure può essere qualcosa per cui si tira a campare. Vedete, una volta si diceva che, questo è un pensiero che mi sta molto a cuore, che fare volontariato o andare in missione è qualcosa che esprime la nostra fede. No. Fare volontariato, andare in missione, rispondere al povero, mettersi in una relazione d'aiuto è qualcosa che costruisce la tua fede. La tua fede sarebbe senza spina dorsale, senza grinta, anzi non imparerebbe la cosa più importante, che il tesoro che tu hai, che tu sei, tu lo porti in vasi di creta, perché non appartiene a te ma viene dall'alto. E Simone è tornato trasformato. Non potrà più vivere quest'anno come era partito. E tutte le volte che durante l'anno ci sarà il calo, perché voi sapete noi siamo un animale mimetico, cioè chi imita gli altri, il sabato sera tutti vanno dalla parte con la stella che non gli andrà dietro, però avrà detto questo tarlo che l'ha visto questi bambini che non si fanno solo compatire, ma che vogliono cambiare
non la loro situazione, ma le condizioni gravi che rendono la loro situazione così. E una volta che l'hanno fatto, ritornare sullo stesso luogo. Sono su in Val Solda da una settimana. La prima cosa che ho detto è che tutti gli studenti che dalla Val Solda vanno a studiare a Milano devono tornare indietro a ridare alla Val Solda quelli che loro hanno, chiedo scusa, alla Val d'Osso. Sono un po' stremato, quindi da una settimana dove... Vengo da una settimana che se fosse andato alla Pirelli a lavorare era più semplice. Ecco, ho detto loro di tornare indietro a ridare sul casato, perché questi ragazzi fanno così. Questa è la prima cosa che ho imparato questa sera e che vi consegno. Abbiamo bisogno di fare il gesto, diciamo la espressione più semplice, della carità, perché questo ci trasforma di dentro. La sua domanda è: che cosa è cambiato dentro di me? Noi al massimo arriviamo a dire che deve cambiare, dobbiamo diventare un po' più sobri. No, signori, deve cambiare il nostro stile di vita. Guardate che avete visto com'era paradossale, venivamo su da quella strada lì, e così mi introduce già il secondo tema. Avete visto tutte le vetrine? Quelle dei bambini vestiti come la Barbara. Li trattiamo così bene da tenere i bambini fino a quando saranno grandi. Si fa per dire che li trattiamo così bene. Poi Carlo mi ha insegnato, mi ha ricordato questa seconda espressione che è il logo di questa sera, raccontando la storia di Manitese. Vi ha ricordato che, dice Paolo, animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo. Ha detto una cosa molto forte, che noi non andiamo e non operiamo come mani tese perché il loro modello di sviluppo sia come il nostro. Ricordo bene? Capisco, Sì, perché il nostro modello di sviluppo, che è quello di consumare sempre più, consuma anche noi. Io ho letto un libro sconvolgente un paio di anni fa, scritto da un grande sociologo che fa attualmente sul proscenio dell'Occidente, intitolato Consumo dunque esisto. Alla fine il contenuto del libro è esattamente il contrario: consumo dunque muoio, consumo dunque mi lascio consumare. E dice questo sociologo che il nostro problema più grande è quello di smaltire i nostri rifiuti. Ecco, anche un po' di chiarezza e di pulizia nel nostro linguaggio può essere utile, anche una forma. Ormai non si usa più questa parola, è una parola famosa al tempo dalla nascita di Manitese, detto qui proprio quelli che in quegli anni lì hanno notato, ma questa mantiene la sua verità, e cioè è un processo di coscientizzazione. Ricordate questa parola, rimane sempre importante. La pulizia del linguaggio, chiamare le cose col loro nome. Ho parlato, ho creduto, dunque ho parlato. Se tengo nel mio cuore questo tesoro con base di creta, allora anche la mia parola diventa corrispondente, autentica, precisa. Dobbiamo dire con assoluta sincerità che siamo incerti sul giudizio delle cose, di come usiamo i beni, ma anche noi preti. E la terza cosa commovente, perché Don Bandera si vede sempre questi Vangeli un po' arda, capite? Si è sposata con l'intervento di Padre Paolo. Quando, pensate, è un monaco che è in Siria in questo tempo qui. Tutto quello che ci ha detto si raccoglie attorno a questa cosa. Appunto,
cosa ci ha detto Padre Paolo? Quello che dice il Vangelo, siamo servi. Cioè l'esperienza, usate un'espressione forte, del fallimento, prima, e della felicità a caro prezzo, seconda, con quella lì che ti fa solletico, che dici com'è stato bello stasera, ma della felicità a caro prezzo che talvolta scompare dall'orizzonte. È l'unica forma, attenzione cosa ha detto Padre Paolo, con cui io posso veramente vivere la mia identità cristiana come un'identità aperta che capisce anche la spiritualità di un'altra religione, attenzione, non solo di un'altra confessione, ma di un'altra religione. E là ce l'ha proposta come icona in quel suo giovane che in prigione ha sperimentato questa cosa. Che più io sono me stesso come cristiano, più mi metto in sintonia. La mia identità non è una corazza, ma è un sistema a base comunicante con quella degli altri. Ma per comprendere questa cosa bisogna fare quell'operazione lì. Lui la racconta, ma non so adesso se riuscirà a tornare indietro, sarà ancora più dura, perché una volta che la cosa si sarà assestata, riprendere da capo sarà ancora più difficile. Ecco, queste sono le tre cose. Questo vuol dire che siamo serviti, non che non serviamo a nulla, ma serviamo a rendere la nostra fede così trasparente di non aver paura di quella dell'altro, ma molto di più di arricchirsi da quella dell'altro. Non semplicemente rendendola intercambiabile, perché Gesù non è Maometto, ma capendo che dentro questa differenza essenziale abita però uno spirito che ci conduce a quel Signore, che vuole che ciascuno, con la propria storia spirituale, raggiunga il Signore. Adesso, vedete, noi consegneremo questa Bibbia, il crocifisso che è là. C'era Don Bandera che era tutto disperato perché quest'anno non poteva consegnare il crocifisso, no? Poi, perché gli ho detto, ma abbi fede, per ottobre il Signore ci manderà qualcosa. E difatti quest'anno non parte un sacerdote, non parte un diacono, non parte una suora, ma parte una famiglia con un bambino. Questa è la Bibbia che vi daremo. E io ho scritto così: a Elisa e Goffredo, con la piccola Gemma, in partenza per la missione in Madagascar, dove tra l'altro sono già stati, con tutta l'affettuosa simpatia della Chiesa di Novara. Noi vogliamo, a me piacerebbe venire con voi, pensate da che peso mi libero qui. A me piacerebbe, verrei subito. Ecco, e ho scritto Franco Giulio e la Chiesa di Novara. Vorrei che quando siete giù, aprendo questa prima pagina, sentiate che è una pagina che scotta, è una pagina dove ci siamo dentro tutti noi e anche quelli che non sono venuti questa sera, li abbracciamo con affetto.